Siamo tornati con il progetto Mangio Bio Siciliano a Castel di Tusa all'interno del laboratorio dell'azienda agricola Bio Casaleni. E Placido, oggi parliamo di un cereale meraviglioso, una grande ricchezza per la Sicilia, lo è sempre stato, proprio la Sicilia che un tempo veniva definita il granaio d'Europa. Parliamo del grano, ne tieni un po' in questa mano, è già bello da vedere, lo abbiamo anche visto mietere quest'estate con le nostre telecamere proprio nel cuore della Sicilia. Oggi invece parliamo di come viene trasformato. Esattamente, il grano è una grande risorsa, è un elemento essenziale nella nostra alimentazione e noi diciamo che lo coltiviamo rappresenta un punto di orgoglio perché diciamo, è un simbolo anche della Sicilia. Diciamo, il grano in questione è un grano di varietà rusticana, quindi una varietà italiana, una varietà diciamo autoctona diciamo, della nostra penisola e si presta particolarmente bene soprattutto poi per le lavorazioni per la pasta. Diciamo, è un grano diciamo, che ha queste peculiarità per la sua capacità di adattabilità climatica nel terreno, noi lo coltiviamo e poi chiaramente anche perché consente una maggiore d'utilità nel momento della lavorazione. Parliamo di un grano biologico, quindi coltivato seguendo quali regole? Ovviamente stiamo parlando di un grano che ha seguito un processo di coltivazione secondo i dettami dell'agricoltura biologica, quindi senza l'impiego di concimi chimici, senza l'utilizzo di antiparassitari, un prodotto che non ha subito nessuna forma di invasiva, insomma, di trattamenti e certamente è un prodotto che possiamo cioè che soltanto dopo la fase della mietitura è stato portato insomma al mulino per essere pulito, perché ovviamente il grano biologico presenta percentuali di sporcizie, insomma elementi esterni maggiori e necessita prima della lavorazione di una pulizia. Un alimento che in passato è riuscito davvero a sfamare intere popolazioni, soprattutto in periodi di grandi carestie, ma oggi continua ad essere fondamentale e presente quotidianamente nella nostra alimentazione. Certo, il grano rappresenta un aspetto, un punto fondamentale nella nostra piramide alimentare, un carboidrato essenziale impiegato in continuazione nella nostra cucina e chiaramente anche per il suo larghissimo impiego è stato potenziato non solo in Italia, chiaramente in Europa, nella coltivazione, nella ricerca tecnologica affinché si producesse questo elemento essenziale con delle tempistiche maggiori, cioè più veloci e con delle condizioni di resa migliori. Fino a qualche anno addietro so che in molti paesini siciliani ogni famiglia era autosufficiente nella produzione di grano, quindi ognuno pensava al suo fabbisogno. Oggi le cose sono un po' cambiate, così come le abitudini delle famiglie, ma ci sono tante aziende, tante piccole realtà importanti, valide per il territorio, come la tua azienda che in maniera artigianale e rispettando appieno la natura, i suoi cicli, producono alimenti sani. Sì, la Sicilia rimane sempre una terra vocata alla produzione cerealicola, quindi togliere queste terre ai cereali significa determinare un abbandono di quelle terre, quindi è fondamentale che si continuino a coltivare e soprattutto a coltivare questi tipi di prodotti, perché rappresentano i prodotti che meglio di tutti hanno una resa su quelle terre. Ovviamente il problema è anche di far conoscere la qualità di questi prodotti, il che non è facile perché ovviamente c'è una grande competitività soprattutto esterna e questo determina un sacco di problemi. Andiamo nel cuore della Sicilia, andiamo dove tutto nasce, quindi vediamo i campi coltivati a grano, vediamo il momento meraviglioso, emozionante della mietitura. Siamo in
Contrada Casaleni nel territorio di Nicosia, all'interno di un'azienda agricola, azienda cerealicolo-zootecnica, in un momento particolare che è quello legato alla fase della mietitura, della raccolta dei cereali. Lei ha deciso di puntare sui prodotti bio, proseguendo anche un'attività portata avanti da generazione in generazione. Sì, la nostra è una tradizione antica, con me si giunge alla sesta generazione. Per adesso siamo in una fase dove, qui proprio alle mie spalle, si sta procedendo alla mietitura. Il processo di lavorazione, come potete vedere, è un processo che avviene ormai totalmente meccanizzato, eccetto poi le fasi di insaccatura dove si procede all'insaccamento appunto delle semente e la conservazione in magazzino. Come prima fase, a cui segue poi successivamente la fase di trasferimento in laboratorio e trasformazione. Questo è un campo di avena bio. Esattamente, sì. Noi abbiamo tre tenute, qui in questo momento sott'occhio, e sono una a grano, una d'orzo e una d'avena. Le produzioni sono destinate in parte all'alimentazione, perché viene trasformato in sottoprodotti vari, e in parte all'alimentazione degli animali, perché facciamo anche zootecnia, e l'alimentazione per un'azienda che lavora secondo i dettami dell'agricoltura biologica è importantissima. Vi occupate anche della trasformazione del prodotto? Esattamente, sì. Noi abbiamo un laboratorio alimentare a Tusa, è un laboratorio polifunzionale, significa che trasforma tutte le produzioni che avvengono all'interno della nostra azienda. Quindi dalla produzione orticola alla produzione cerealicola, all'olio, cioè alle olive, all'olio e quant'altro. Da questo prodotto specifico della produzione cerealicola noi ricaviamo una farina integrale, che poi viene, nel caso del grano, viene indirizzata verso la pasta, oppure venduta proprio a farina per chi vuole fare focacce, pizza e quant'altro. Oppure viene indirizzata, nel caso dell'avena, nella produzione di latte d'avena, nella produzione di farina d'avena, che serve poi anche per biscotti, fiocchi d'avena e quant'altro, prodotti della prima colazione. Stiamo assistendo alla mietitura, adesso quali sono le prossime fasi? Vediamo già un silos pronto? Sì, una volta che la mietitrebbia entra in azione, viene già all'interno della macchina stessa una separazione e l'inserimento delle semente, che poi vengono trasferite in un silos di trasporto e nella fase successiva trasportate in azienda per l'insaccatura. Questo è un campo coltivato con grano duro di varietà rusticano, una varietà italiana, stata appositamente coltivata per poi ricavare un grano ideale per la pasta. Quindi praticamente questo è un prodotto biologico, 100% italiano, particolarmente indicato appunto per questo impiego. Questo è un bene prezioso per noi agricoltori, perché è il risultato di un anno di fatiche. È un bene prezioso anche per chi dovrà consumarlo, perché la pasta, e il pane rappresentano una parte importante nella nostra dieta alimentare, e quindi è da qui che parte tutto. È da qui soprattutto che noi dobbiamo cominciare a rivedere anche
il futuro del nostro paese, appositamente dall'agricoltura biologica, dalla coltivazione secondo certi dettami e un'attenzione soprattutto e un'educazione alle nuove generazioni a curare, rispettare la propria natura e ad amare di più la propria terra. Come facciamo a identificare un campo di grano coltivato in maniera bio? È evidente che i campi che sono biologici presentano al proprio interno anche delle piante che nascono in maniera spontanea. Un campo che è biologico non subisce nessun trattamento anche nella fase iniziale di coltivazione, quindi non si immettono antiparassitari nel terreno prima della semina, di conseguenza non crescono insieme alle piante che si piantano per essere coltivate anche delle piante spontanee. Sarà poi nella fase successiva, cioè nel momento in cui diventano semente, effettuare in mulino la cosiddetta pulizia e ricavare il grano. Qui nel grano che vediamo dietro le sue spalle vediamo appunto proprio alcune erbe. Sì, vabbè, ci sono per esempio delle piante, ad esempio di cardo selvatico, che crescono spontaneamente, che noi abbiamo cura a tempo debito anche di togliere, ma che comunque in parte rimangono sempre nel terreno. In parte ci sono delle graminacee selvatiche che crescono in mezzo anche al domestico, anche altre commistioni di piantine di orzo, di piantine di avena. È naturale, il vento trasporta i semi e quindi nascono tutte queste situazioni, ma non è del tutto naturale e non incide sul sapore del prodotto, sulla qualità, perché poi questi nella fase di pulizia delle sementi vengono separati e quindi il prodotto risulta pronto per essere pulito e pronto per essere trasformato. Qual è il percorso di questi semi che appunto abbiamo visto poco fa nelle sue mani? Adesso si procederà quindi a collocare tutto in un silos e poi trasportare tutto in azienda? Esattamente, una volta che la Metitrebbia ha terminato il suo lavoro di mietitura, le semente vengono trasferite all'interno di un silos mobile e poi trasportate all'interno del centro aziendale e insaccate. E in questa fase poi seguirà più avanti una fase di trasformazione poi nelle strutture di trasformazione. Torniamo in laboratorio con Placido Salamone perché è il momento di vedere come viene trasformato il grano per ottenere poi tanti prodotti che arrivano direttamente sulla nostra tavola. Sì, allora cominciamo partendo dalla fase iniziale, cioè quella del prodotto del semilavorato. Prendiamo il grano, lo mettiamo all'interno del nostro mulino e cominciamo la preparazione del semilavorato. Ovviamente in questa fase iniziale il prodotto contiene un'alta percentuale di crusca perché siamo soltanto nella prima fase di lavorazione. Una volta che il prodotto è pronto, passiamo poi alla cernitura e in questa fase avviene una separazione da quella che è la farina da quella che invece che è la crusca. Che destinazione ha la crusca? La crusca è impiegata in minima parte anche come integratore alimentare e una parte invece sostanziosa viene indirizzata nel campo invece dell'allevamento perché è un alimento che trova impiego nell'alimentazione animale. Invece la farina che abbiamo appena ottenuto è una farina integrale, quindi con molti più vantaggi anche nutrienti. Certo, la farina integrale comporta tanti benefici. Innanzitutto una maggiore concentrazione di fibra rende i prodotti a base di farina integrale molto più digeribili e molto più idonei ai fini della regolazione dell'intestino. In secondo luogo poi oltretutto è anche maggior ricca di principi di materie prime, di principi attivi presenti all'interno del prodotto. Il prodotto, così come si presenta, è già utilizzabile nella panificazione o nella produzione di pasta?
Allora, la farina integrale in sé per sé va sempre proposta con delle equilibrate miscele in base all'utilizzo che bisogna fare. C'è una miscela specifica per la realizzazione del pane, c'è una miscela per le pizze, c'è una miscela per quanto riguarda anche la pasta. Quindi sempre una miscela, una proporzione di miscela che rende il prodotto valido sul mercato. Integrale soltanto no. Siamo tutti grandi consumatori di pasta, di pane, agli italiani piacciono questi alimenti, fanno parte della nostra dieta, soprattutto quella mediterranea, fanno bene e allora facciamo 4 chiacchiere con la dottoressa Lidia Leoprinzi proprio per analizzare più da vicino le proprietà del grano. Coltivato da tempo immemore sui terreni siciliani, il grano, un altro punto cardine della nostra agricoltura, un alimento che consumiamo, si può dire, tutti i giorni, con la pasta, con il pane, con tanti prodotti. E che dobbiamo consumare quotidianamente, perché non dobbiamo mai dimenticare che almeno il 55% delle calorie giornaliere che noi dobbiamo introdurre con la nostra alimentazione devono corrispondere appunto ai carboidrati e quindi prevalentemente grano, ma anche altri cereali. Il grano, in particolare il grano antico siciliano come quello che troviamo qui, è una varietà particolare, anzi corrisponde a diverse varietà locali che ci permettono di avere delle proprietà anche dal punto di vista nutrizionale ma anche organolettico che non ritroviamo in altri grani, in altri cereali provenienti da altri territori. In particolare il nostro grano ha un indice glicemico bassissimo, quindi questo ci permette di non ingrassare, ecco, come noi pensiamo quando consumiamo la porzione di pasta, di pane o di pizza nell'arco della giornata e quindi spesso si seguono dei programmi alimentari ad eliminazione. Purtroppo non ci si rende conto che eliminando i carboidrati dalla nostra alimentazione quotidiana poi si incorre in problematiche anche serie, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi i bambini, i ragazzi, i preadolescenti e gli adolescenti non devono assolutamente eliminare questi alimenti dall'alimentazione, appunto dal programma alimentare quotidiano. Il grano siciliano, ma comunque un grano locale o un grano prodotto in maniera sana sul territorio di appartenenza ci permette di aumentare le nostre difese immunitarie. Il nostro sistema immunitario lo riconosce come sano, pertanto reagisce in maniera fisiologica producendo gli anticorpi per altri agenti esterni che possono provocare appunto delle infiammazioni o delle patologie. E in questo senso diverse ricerche hanno dimostrato che le intolleranze alimentari comuni, non parliamo di intolleranza al glutine chiaramente, ma resistenza al grano o intolleranza al grano, ha fatto sì che le ricerche appunto dimostrassero che consumando questi grani non trattati, quindi sani nella nostra alimentazione anche quotidiana, senza esagerare chiaramente con le quantità e cercando soprattutto di combinarli nel modo giusto, ci permette di digerirli in maniera fisiologica, in maniera sana, senza avere disturbi da intolleranza, appunto come quotidianamente purtroppo viviamo, e quindi colon irritabile, gastrite e così via. Quindi è importante che siano prodotti non trattati. Assolutamente sì, quello che vogliamo trasmettere noi dietisti, nutrizionisti, dietologi, insomma chi si occupa di alimentazione non solo in ambito clinico ma anche territoriale, a noi preme appunto trasmettere che gli alimenti che noi dobbiamo consumare nell'arco della giornata in maniera consapevole devono essere degli alimenti sani.
Se fossero tutti alimenti del territorio di appartenenza, diciamo che avremmo fatto già il 50% del lavoro di prevenzione nutrizionale e chiaramente non incorreremmo in problematiche abbastanza serie. Poi è chiaro che anche la composizione di un grano locale, di un grano prodotto in maniera sana, cambia rispetto a un grano che non sappiamo realmente come viene prodotto, non sappiamo da dove proviene, non sappiamo per quanto tempo viene mantenuto in containers prima di essere trasformato in farine, oppure dalle farine alla pasta, al pane e così via, e quindi privo di micotossine, perché quello che noi troviamo sul nostro territorio a chilometro zero è privo di micotossine, ha una percentuale maggiore di proteine rispetto a quello che proviene chiaramente da un altro territorio, ha un quantitativo di fibre maggiore, anche qui fibre che siano sane, perché se le fibre vengono trattate con agenti chimici provocano un'irritazione del colon e spesso anche delle lesioni da cui non si può tornare indietro. Anche i processi di lavorazione fanno la differenza. Si parla spesso di differenza tra farina integrale e farina raffinata. La farina integrale è una farina che deriva dal chicco di grano in maniera naturale, così come nasce. È come la differenza fra un riso sbiancato e un riso integrale naturale. Noi dobbiamo cercare di capire qual è il vero concetto di integrale, integro, sano, non trattato, quindi dobbiamo cercare di imparare anche a leggere le etichette quando andiamo a consumare un prodotto al supermercato e cercare di essere più consapevoli e capire la provenienza, la produzione, i tipi di trattamenti che questi alimenti, questi prodotti subiscono, perché spesso quando noi in un'etichetta nutrizionale troviamo tantissimi ingredienti, quindi piuttosto che 3, 4 ne troviamo 5, 6, 7 e allora insomma, e poi fra l'altro sigle che spesso non sappiamo decifrare, dobbiamo cercare di capire realmente cosa stiamo consumando e poi assumendo, e nei confronti dei più piccoli abbiamo una responsabilità non indifferente, perché dobbiamo proporre, chiaramente loro non hanno la possibilità di fare delle scelte consapevoli, invece noi dobbiamo proporre degli alimenti e dei piatti che siano sani e che fanno parte anche della nostra tradizione. In tal senso diventa importante, anzi direi fondamentale, rivolgersi alle aziende che troviamo a chilometro zero e che lavorano con estrema trasparenza. La scelta che noi possiamo fare è una scelta veramente dettata dalla presenza di questi prodotti sul nostro territorio, quindi diciamo che non me ne vogliano i supermercati o le grandi distribuzioni, ma noi con tutti i prodotti che troviamo sul territorio siciliano potremmo assolutamente evitare di andare al supermercato, dai prodotti di origine vegetale a quelli di origine animale, la frutta, la verdura. Bisogna capire però se questi alimenti sono degli alimenti sani, perché anche lì bisogna comunque essere consapevoli e evitare che siano poi insomma delle scelte dettate solo dalla conoscenza del produttore, e comunque i produttori e i prodotti non trattati, sani e soprattutto certificati ce li abbiamo. Io mangio bio siciliano, guadagno salute, sostengo un'economia locale e rispetto l'ambiente.